Aumentano i contagi, sotto osservazione Cogliano Rossano dove si rischia la zona rossa. Preoccupano Borgo dei Mastri e Villa Torano, ma i dati sulla positività di oggi sono bassi, risultato di appena 1300 tamponi. Intanto Crotone in soccorso di Cosenza per i vaccini. I cittadini di Rende denunciano l'organizzazione precaria dell'amministrazione comunale per la stagione vaccinale. Il consigliere Tallarico, il sindaco chiede scusa. Comunità scossa per la morte di una giovane mamma, deceduta per le conseguenze del Covid. Il sindaco, siamo addolorati. Un anno difficile vissuto in corsia, il racconto di Sonia Greco, medico in servizio nel reparto di malattie infettive di Cosenza. Abbiamo vissuto con gioie e dolori. Buonasera dalla redazione di TG10. Dunque i contagi preoccupano, soprattutto quelli relativi al Cogliano Rossano dove si rischia probabilmente la zona rossa, e poi ci sono dei casi di positività in 2 case di cura, Borgo dei Mastri e Villa Torano, e la carenza dei vaccini. Sentiamo. Si parla tanto di terza ondata e la Calabria, nonostante sia stata dichiarata ancora zona gialla, nell'ultima settimana registra molte criticità, dai contagi alla carenza di vaccini, che è il dato più sconcertante. Ma procediamo con ordine, iniziamo dalle nuove positività che preoccupano e non poco, soprattutto perché hanno interessato le RSA, luoghi in cui le somministrazioni delle dosi del vaccino teoricamente dovevano essere concluse. E allora come mai, ad esempio, nella residenza sanitaria Villa Torano, che ricorderete era stata interessata da un cluster poi superato brillantemente, ad oggi sono 9 gli anziani risultati positivi? È vero che risultano asintomatici, ma viene da chiedersi il perché di tale situazione. La preoccupazione è uguale anche nel centro di riabilitazione psicosociale di Borgo dei Mastri, a Paterno, una quarantina circa le persone risultate positive al Covid. Qui la situazione è monitorata costantemente perché all'interno della struttura sanitaria vengono ospitati pazienti con patologie gravi e particolari che destano preoccupazione. Sullo Ionio invece la situazione è al limite, lo spiega il direttore sanitario Martino Rizzo con un post sui social. La situazione, scrive Rizzo, si è complicata negli ultimi 7 giorni. Abbiamo accumulato 237 nuovi casi, 20 dei quali ricoverati, 2 in terapia intensiva, poi snocciola i casi comune per comune e le particolari criticità riscontrate, con la possibilità che Corigliano Rossano diventi zona rossa. Sul fronte vaccini, in tanti si sono visti annullare le prenotazioni all'ultimo momento, soprattutto nel Cosentino, dove ieri è arrivato un primo vassoio di vaccini Pfizer all'ASP di Cosenza da Catanzaro, mentre un secondo è arrivato oggi da Crotone per consentire la prosecuzione dei vaccini agli ultra ottantenni. Secondo quanto si apprende, domani arriverà la fornitura come prevista da calendario e contemporaneamente l'ASP chiederà un supplemento di 15.000 dosi. Intanto si registra una manifestazione di protesta del gruppo Femin Cosentine in lotta nella sede dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Alla base della protesta del collettivo politico, attuata in occasione dell'8 marzo, la mancanza di unità speciali di continuità assistenziale in alcuni comuni. Essendoci solo un'USCA, per quanto poi i servizi vengano fatti anche con unità mobili, l'USCA di Via degli Stadi segue un bacino di oltre 150.000 abitanti solo per quanto riguarda il distretto Cosenza Saguto, quindi più del triplo rispetto a quello che dalle linee nazionali col decreto legge numero 14 di marzo 2020, quindi parliamo di un anno fa, rispetto a quello che era stato appunto stabilito. E a proposito dei vaccini, i cittadini di Rende criticano l'organizzazione precaria dell'amministrazione comunale per la stagione vaccinale e il consigliere Tallarico dice il sindaco chieda scusa. C'è profonda delusione e rabbia tra i cittadini di Rende per come l'amministrazione comunale sta gestendo, sarebbe meglio dire non sta gestendo, l'operazione vaccini. Lo testimoniano le tante telefonate e le mail che riceviamo in redazione. I cittadini non sanno a chi rivolgersi, c'è una preoccupante sottovalutazione dell'urgenza. Non sono state ancora individuate le sedi vaccinali, si rimanda sempre del tipo stiamo provvedendo e intanto, mentre in altri comuni si registra una significativa accelerata, qui è tutto fermo, non si muove nulla.
Eppure l'emergenza è massima e le risposte da dare ai cittadini sono impellenti. Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno denunciato di essere stati convocati alle ore 8:30 per sottoporsi al vaccino, ma che per problemi organizzativi hanno dovuto attendere 4 ore per completare l'operazione. È gravissimo aver fatto attendere ultra ottantenni, magari anche in precarie condizioni di salute, così tanto tempo. In comuni anche più piccoli le cose procedono con scrupolosa attenzione. Accade a Castrolibero, così come a Carolei, a Lattarico, tanto per citarne alcuni. I cittadini qui a Rende non sanno a chi rivolgersi, eppure di tempo a disposizione per preparare al meglio la più delicata e importante operazione di salute pubblica il municipio l'ha avuta. Evidentemente si è pensato di fare altro e intanto la gente aspetta e spera che le cose migliorino, ma il non fatto preoccupa e come se preoccupa. Ma la prima cosa da fare è chiedere scuse ai cittadini. Siamo di fronte ad una grave disfunzione e anche una mancanza di rispetto per gli ultraottantenni che sono in fila da diverse ore nei luoghi adibiti alla vaccinazione, file in cui purtroppo i nostri anziani non trovano la necessaria accoglienza, la necessaria organizzazione. Così non è stato in tante altre realtà della nostra regione e del nostro Paese. Certamente ci sono delle responsabilità in capo all'ASP, è difficile accedere al numero prefissato per prenotarsi, si attendono giorni o settimane per la prenotazione, ma c'è una responsabilità in capo all'amministrazione comunale per l'organizzazione degli spazi, per l'accoglienza, per rendere, per rendere la vaccinazione la più agevole possibile, soprattutto in considerazione che in questo momento sono coinvolte le persone che più di altre hanno bisogno di protezione, di maggiore accoglienza e di assistenza. Davvero non è stata una bella pagina per il comune di Rende e per queste ragioni io suggerirei al sindaco di chiedere scusa a tutti i cittadini rendesi per questa ennesima brutta figura, per questa ennesima mortificazione a danno della parte più debole e bisognosa della nostra città. Andiamo adesso a Casali del Manco, dove sono 20 attualmente positivi, questa è la fonte dell'amministrazione comunale, ma ci sono anche delle fake news che preoccupano e generano paura sull'aumento esponenziale dei contagi. Nei giorni scorsi sono risultate positive 2 maestre e alcuni bambini, l'amministrazione comunale valuta azioni legali contro chi diffonde notizie false, intanto è tutto pronto per le vaccinazioni agli over 80. Municipio chiuso, oggi a Casali del Manco, vedete c'è anche il cartello che annuncia il provvedimento emesso dall'amministrazione. Si è deciso per la sanificazione, qui entra ed esce ogni giorno tanta gente, questo è un comune di 10.000 abitanti e nei giorni scorsi è tornata la paura con nuovi contagi. Stamattina un nuovo colpo di scena sulle chat, sui social, di telefonino in telefonino è rimbalzato un messaggio che in sostanza diceva di un aumento esponenziale dei contagi e della presenza della variante inglese, ma era una fake news. Qual è realmente la situazione? I cittadini erano molto preoccupati perché questo messaggio appunto parlava di notizie completamente differenti da quelle appunto pubblicate sulla pagina ufficiale del comune di Casali del Manco. Quindi invito tutti i cittadini ad attenersi ai canali istituzionali dell'ente, quindi il sito istituzionale, la pagina Facebook e l'app ufficiale del comune di Casali del Manco. Attualmente la situazione è la seguente: abbiamo 52 contatti, quindi 52 persone poste in quarantena perché a contatto stretto con positivo. Poi abbiamo 15 positivi totali sul territorio comunale, di cui 3 sono bambini appunto della scuola coinvolta. L'istituto in cui si sono verificati i casi è Casali del Manco 1, didattica in presenza sospesa già da sabato e tracciamento in un territorio che torna ad avere paura. La macchina comunale della protezione civile è attiva, anche nella giornata di ieri domenica i vigili erano nella sede A30 della protezione civile e dei vigili urbani per effettuare ovviamente e notificare tutte le ordinanze pervenute al protocollo dell'ente.
Gli operatori esterni stanno continuando a fare il loro lavoro, così come la filiera istituzionale, che è quella che deve ovviamente ottimizzare il tracciamento, è tutta coinvolta ed ha dato in tempi rapidissimi tutti i contatti e dati possibili all'azienda sanitaria. E qui siamo nel centro vaccinale allestito dal comune di Casali del Manco nel palazzetto dello sport, sito in località Casole Bruzio. 3 le postazioni già allestite e pronte per i vaccini. Si aspetta solo di cominciare con le somministrazioni. Sono 529 gli anziani, gli over 80 che aspettano di essere vaccinati, perché qui ancora non si è cominciato con le operazioni. E per aumentare il ritmo nella campagna vaccinale in Calabria, in particolare a Cosenza, scende in campo l'esercito, accolta la richiesta del sindaco Mario Occhiuto, che aveva appunto richiesto al Ministero della Difesa l'intervento dell'esercito e l'utilizzo dell'ospedale da campo militare dell'esercito a Vagliorise. Tutto pronto per la riconversione dell'ospedale da campo di Cosenza in centro vaccinale. Domani si parte con la campagna prevista alle forze dell'ordine, a cui sarà somministrato il vaccino AstraZeneca, e successivamente si proseguirà con l'obiettivo di immunizzare tutta la comunità. Domani parte la vaccinazione dalla struttura campale in Vagliolise, che noi abbiamo voluto già come ospedale militare e che poi abbiamo successivamente trasformato secondo la nostra richiesta. Ringrazio la sanità militare, il generale Battistini, il colonnello Zizza, per aver accolto quest'idea di trasformare in campo vaccinale, perché abbiamo bisogno di accelerare sulle vaccinazioni nella nostra città, nella nostra area urbana. E siamo già operativi, come azienda sanitaria su Via degli Stadi, con l'altro centro vaccinale che è stato sempre messo a disposizione del Comune di Cosenza. Ricordo che noi abbiamo messo a disposizione la struttura, abbiamo fatto i lavori necessari, abbiamo fornito anche le attrezzature, le sedie, abbiamo coordinato attraverso il centro operativo comunale le forze di volontariato che adesso rispondono non solo al telefono, ma sono lì alle accettazioni per quanto riguarda le procedure amministrative. Abbiamo fornito addirittura il frigo per attraverso delle persone sempre che hanno offerto i loro beni per conservare i vaccini. Quindi il Comune di Cosenza è a supporto totale dell'azienda sanitaria, dell'azienda ospedaliera, e quindi vuole che si accelerino al massimo tutte le procedure che sono necessarie adesso per vaccinare l'intera popolazione, perché adesso dopo le persone avanti con l'età si continuerà con tutti gli altri. Vediamo adesso in sintesi il bollettino regionale, oggi viziato dai pochi tamponi rispetto al solito effettuati, come succede in ogni weekend. La Calabria ha superato da qualche giorno le 700 vittime e in Italia siamo arrivati al traguardo macabro di 100.000 vittime da coronavirus. In Calabria, ad oggi, sono stati sottoposti a test 568.253 soggetti, più 1.253 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 39.459, più 89 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 4, a Catanzaro 7, nessuno a Crotone, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 64. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 221 nei reparti di malattie infettive e 32 nelle terapie intensive, una vittima nelle ultime 24 ore, 706 in totale dall'inizio della pandemia. C'è una storia molto triste che arriva da Gerocarne, un centro del Vibonese. Ha perso la vita una donna, una giovane donna, una madre che era stata contagiata dal coronavirus, aveva superato la positività, ma evidentemente ha subito poi le conseguenze di questo virus subdolo, così come lo definisce il sindaco della cittadina del Vibonese. Sentiamo.
È un virus subdolo, il Covid-19, che colpisce mortalmente anche quando ormai sembra aver abbandonato l'organismo di chi è stato contagiato. È capitato a Vittoria, una giovane donna di Gerocarne, negativizzata ma evidentemente così debilitata dal virus da non riuscire a superarne gli strascichi. È il sindaco del comune vibonese che racconta questa storia attraverso un post ai nostri microfoni. Quello che ha colpito Gerocarne è tremendo, questa morte prematura di una giovane donna, di una nostra concittadina, che dopo ben 22 giorni che ha combattuto questo maledetto virus, non potevamo minimamente immaginare che la cosa potesse degenerare così fino ad arrivare alla morte. Quindi siamo vicini tutte come comunità, io, tutta l'amministrazione, ma un'intera comunità, la mia Gerocarne e poi questa piccola e popolosa, la mia più popolosa frazione Sant'Angelo, che si è stretta vicino ai propri familiari per questa veramente perdita che ci ha colpito tantissimo. Era appena uscita proprio da qualche giorno e quindi pensavamo così, lei e tutta la famiglia, quindi pensavamo che da lì a poco le cose potessero andare meglio. Invece purtroppo non è andato così. Questo virus maledetto ha dentro l'ha graffiata così forte che poi non ce l'ha fatta. Una piccola frazione di 350 cittadini abbiamo raggiunto un numero importante, ben 70 miei concittadini. Noi da subito, grazie all'ASP, abbiamo fatto una serie di interventi, non solo le ordinanze, drive, tracciamento, e abbiamo in qualche modo siamo riusciti, nonostante questo numero importante, ma a chiudere a questo numero. Stanno tutti bene, l'hanno superata tutti quanti. Speravamo che la nostra concittadina Vittoria fosse una di queste, invece purtroppo per lei è andata in maniera diversa. Un'altra donna è protagonista della storia che vi raccontiamo nel prossimo servizio. Si tratta di Sonia Greco, medico in servizio nel reparto di malattie infettive di Cosenza, che racconta l'anno vissuto in corsia, un anno molto particolare, vissuto fra grandi gioie ma anche fortissimi dolori. Donne in prima linea nell'emergenza coronavirus. Oggi incontriamo Sonia Greco, medico dell'Annunziata di Cosenza in servizio presso l'unità operativa complessa di malattie infettive tropicali diretto da Antonio Mastroianni. Ci racconta questo lungo, difficile anno. Proprio l'anno scorso, in questi giorni, abbiamo ricoverato i primi pazienti Covid. Il 6 marzo ricoveriamo i primi 2 pazienti affetti da coronavirus e a Cosenza inizia la pandemia vera e propria. Voi avete pianto e gioito, no? per i vostri pazienti, c'è stata questa empatia molto forte. Quelli che ricordiamo forse di più sono quelli a cui non siamo stati in grado di mantenere una promessa, io personalmente. E poi abbiamo la felicità di poter dire che tanti sono tornati a casa, nelle loro famiglie. Abbiamo avuto anche, tra virgolette, delle nascite. 2 donne in gravidanza sono state gestite dalla nostra unità operativa pretermine, sono state curate con la possibilità del plasma iperimmune, grazie anche al lavoro che è stato fatto dal centro trasfusionale. Sono molte le donne impegnate come medico in questo reparto? In questo reparto ci sono altre 2 colleghe infettivologhe, abbiamo una collega che non ha lavorato perché è in maternità e poi ci sono le pneumologhe, non ce le dimentichiamo, ci sono delle colleghe del pronto soccorso che hanno dato una grande mano e poi gli infermieri, uomini e donne, soprattutto donne, quindi siamo una forza in più lavorativa, ma maggior parte siamo donne, insomma, in questo momento, soprattutto da un punto di vista infermieristico, ma siamo donne e uomini, scusatemi se faccio questa precisazione, in questo momento ognuno ha dato il suo per come è riuscito a dare. Ma qual è l'impatto di questa emergenza sanitaria sulla vita sociale e soprattutto familiare? Si chiede un sacrificio. Io ho chiesto alle mie bimbe un sacrificio e le mie figlie, come tutti gli altri bambini, sono state in grado di supportarmi, perché tornare a casa e vederle serene e affettuose come sempre, allora va bene così. Lavoro e faccio la mamma come riesco a farla.
E per l'8 marzo, passeggiata solidale promossa a Cosenza dal Centro Italiano Femminile, la Fondazione Roberta Lanzino e l'associazione Sofema, coinvolti molti municipi, e per la prima volta ha partecipato l'arcivescovo Nolè. Vuole essere con me una manifestazione sobria, contenuta. L'8 marzo, al tempo della pandemia, con la passeggiata solidale promossa dal CIF, Fondazione Lanzino e Sofema, coinvolte le amministrazioni comunali della provincia di Cosenza. Obiettivo: fare rete. Far capire alla comunità, alle donne, che non sono sole, che anche se è un periodo dove purtroppo molto è bloccato, molte manifestazioni, molti aiuti sembra non ci siano, in realtà esistono. Quindi oggi l'obiettivo è fare rete fra la Chiesa, le associazioni, gli enti. Siamo tutti qui per loro, anzi per noi stesse, per fare rete, raggiungere gli obiettivi e arrivare a quel concetto di parità universale. Sul sagrato del Duomo di Cosenza, associazioni, istituzioni e volontari per non dimenticare le vittime di violenza nell'anno del lockdown, in cui sono aumentati i femminicidi e le richieste di aiuto. Questo anno c'è stato il periodo proprio della chiusura, una diminuzione delle telefonate, delle chiamate, poi invece un aumento. Evidentemente, insomma, le donne quando sono chiuse in casa con i loro aguzzini non riescono nemmeno a fare una telefonata. Questa manifestazione, diciamo che io non sono molto per le manifestazioni di questo tipo, però quest'anno mi sembrava molto importante avere qui il simbolo delle città. Consegnata una targa al comune di Cosenza, presto una scuola, dice il sindaco, porterà il nome di Roberta, poi gli attestati ai partecipanti e a concludere la mattinata il vescovo metropolita della diocesi Cosenza-Bisignano. Educare le coscienze al rispetto di tutti, ma in modo particolare delle donne, perché sono ritenute, secondo me non ha ragione il sesso debole, in realtà hanno tante potenzialità e tante energie e tanta carica affettiva che possono veramente dare una svolta al mondo intero. E il problema è di mentalità della società che deve continuare, e finalmente anche la Chiesa attraverso il Papa ha dato un segnale in questo senso di accesso ai ministeri alle donne. Nell'ambito dell'8 marzo andiamo a Reggio Calabria, nel quartiere Gebbione, per un'altra iniziativa. Ogni simbolo contro la violenza sulle donne può diventare scudo e strumento di lotta ad un fenomeno criminale molto diffuso. Chi amministra un territorio sa che le donne sono patrimonio di quella comunità che va tutelato senza disattenzioni. Ieri pomeriggio Reggio Calabria ha vissuto un momento importante che va proprio in questa direzione. Nello spiazzo dell'asilo comunale del popoloso quartiere Gebbione è stata installata una panchina rossa. Presenti, nel rispetto delle norme sul distanziamento, alcuni cittadini e rappresentanti dell'amministrazione comunale. Riteniamo che le tematiche della non violenza vadano affrontati fin da piccoli, non è un luogo scelto a caso, abbiamo scelto una panchina, l'abbiamo pitturata e speriamo che da qui continui il percorso di formazione, di valorizzazione dei principi della non violenza con tutte le scuole di ogni ordine e grado. Condivisione nelle parole della consigliera di parità della città metropolitana Paola Carbone. È un modo anche per mantenere vivo quello che è il messaggio che vogliamo lanciare e che vuole lanciare la Rete 25 novembre. Significativa la presenza del consigliere metropolitano delegato alla pari opportunità Filippo Quartuccio. Il messaggio forte è quello che dobbiamo ancora raggiungere una parità di genere che sia veramente una parità di genere, che dobbiamo raggiungere, dobbiamo, come dire, ottenere l'obiettivo di allontanare sempre più la distanza che c'è tra uomo e donna. E adesso la nostra rubrica sull'economia, la borsa.
Giornata all'insegna degli acquisti per le borse europee. Gli ultimi dati macro, i nuovi stimoli in arrivo e i progressi nelle vaccinazioni alimentano le prospettive di un rapido recupero dell'economia. Negli USA il piano rivisto di aiuti fiscali da 1.900 miliardi di dollari tornerà domani all'esame della Camera dopo l'ok del Senato, mentre in Europa è atteso per giovedì il via libera dell'EMA al vaccino di Johnson & Johnson. Tuttavia il rafforzamento dell'outlook economico continua a tenere sotto pressione i rendimenti obbligazionari, con il T-bond in area 1,59%, riaccendendo i timori per un'accelerazione fuori controllo dell'inflazione e maggiori costi di indebitamento a lungo termine. Il segretario al Tesoro USA, Janet Yellen, ha ribadito di ritenere improbabile un aumento eccessivo dell'inflazione e dei rendimenti, sottolineando che il nuovo piano di stimoli consentirà di raggiungere la piena occupazione nel 2022. Così il FTSE MIB di Milano chiude a più 3,1%, bene anche il DAX di Francoforte a più 3,3%, il CAC 40 di Parigi a più 2,1%, l'Ibex 35 di Madrid a più 1,9% e il FTSE 100 di Londra a più 1,3%. A Wall Street avanzano Dow Jones a più 1,4%, S&P 500 a più 0,6% e il Nasdaq invece perde lo 0,4%. Sul Forex il ribasso l'euro-dollaro a 1,186, in aumento il cambio dollaro-yen a 108,9. Prende una pausa il greggio con il Brent a meno 0,9% a $68,7, il VTI a meno 1% a $65,4. Sull'obbligazionario il BTP Bund si contrae a 103 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,75%. Tornando a Piazza Affari, CNH termina in vetta al FTSE MIB a più 7,6%, complici i rumors sulla cessione di Iveco alla cinese FAU, ben intonate anche Stellantis a più 5,9% ed Exora a più 5,1%, nella galassia Agnelli, oltre a Inuit a più 5,6%. Acquisti anche su bancari e finanziari, mentre chiude in controtendenza Diasorin a meno 2,5%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Vediamo adesso il meteo per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Inizio settimana con nuvolosità in intensificazione, una fase di peggioramento è ormai prossima. Dalla seconda parte di martedì e nella giornata di mercoledì una perturbazione tornerà a bagnare il nostro territorio. Passiamo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso su tutta la regione, dalla serata intensificazione della nuvolosità sulle coste tirreniche del Cosentino con possibili piogge. Anticipo della perturbazione che investirà il nostro territorio a partire dalla notte successiva. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli, direzione variabile sul Tirreno con mare calmo o quasi calmo. Poco mosso lo Ionio Cosentino e quello Crotonese, mosso il settore Reggino e quello Catanzarese in serata. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.